Questa signora qui ha preso da paura. Eh sì, ha sentito il colpo e Colpi poi... come martelloni. Sì, per rompere le vetrine. Una folle notte di razzie, quella appena trascorsa, che ha visto in azione una banda di rapinatori colpire con successe alterne ben 11 sportelli bancomat, 6 nella Marca trevigiana e 5 nella provincia veneziana. 4 ore di tentativi a ripetizione, iniziando verso le 2 al bancomat di Veneto Banca di Torre di Mosto, per proseguire nel Trevigiano, con 6 tentativi andate tutti a vuoto, tranne uno, alla Banca Friuladria di Conegliano. Diverse le tecniche di assalto, esplosivi e picconate, che hanno spaventato i residenti. Ha sentito il botto? Sì, sì. Le botte perché erano di più. Avevo paura solo perché la stanza dei bambini è proprio sopra qua. La notte di fuoco si conclude verso le 5, quando a saltare sono 4 bancomat in mezz'ora nel veneziano. 3 gli istituti colpiti nel solo comune di Marcon. Siamo in una situazione drammatica, direi, per questa invasione che abbiamo di questi personaggi. Un bilancio totale della razzia ancora non è stato possibile quantificare. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto i rapinatori fuggire su una grossa auto scura. Al vaglio dei carabinieri le numerose immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. Io collaboro con il controllo del vicinato, quindi dico che è da ampliare tantissimo la sicurezza, tanto e serve molto sforzo anche da parte dei cittadini.